Contesta il reato di strage ai 3 fratelli Ramponi, responsabili dell'esplosione che ha ucciso i 3 carabinieri a Casteldazzano. Domani l'interrogatorio di Franco e Dino, la sorella Maria Luisa ancora gravissima. Nel bresciano il dolore dei familiari di Marco Piffari, una delle vittime della strage, era altruista, spesso sacrificava se stesso per gli altri, l'arma era la sua famiglia, le parole del fratello raccolte dai colleghi di Tele Lombardia. Con un'interrogazione parlamentare al ministro Nordio, il senatore PD Andrea Martella chiede la revoca della rimozione del direttore del carcere veneziano di Santa Maria Maggiore. Un caso più unico che raro, così l'avvocato difensore di Gino Cecchettin Tigani commenta la decisione di Filippo Turetta di rinunciare all'appello contro l'ergastolo. Si attende l'udienza del 14 novembre per capire cosa accadrà. Il caso di Giulia Schiff, l'ex pilota dell'aeronautica originaria di Mira, dopo l'assoluzione degli 8 commilitoni scatta la controffensiva, percosse riconosciute, chiediamo un risarcimento. Confermato lo sciopero di venerdì 17 al Teatro La Fenice in segno di protesta per la nomina di Beatrice Venezzi a direttrice musicale. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Ripartiamo dalla morte dei 3 carabinieri nel Veronese, perché dopo la strage che si è consumata a Casteldazzano, la Procura di Verona contesta il reato di strage ai fratelli Ramponi. Nelle prossime ore gli interrogatori ai fratelli Franco e Dino Ramponi. 3 bare, 3 divise, un silenzio che urla dolore. Venerdì Padova, il Veneto e l'Italia si fermeranno per rendere l'ultimo saluto ai 3 carabinieri morti nell'inferno di Casteldazzano. Sarà lutto nazionale nella Basilica di Santa Giustina. Alle 16 i funerali di Stato del brigadiere capo Valerio Daprà, il luogotenente Marco Piffari e il carabiniere scelto Davide Bernardello. Le loro salme, dopo l'autopsia disposta dalla Procura di Verona, saranno accolte nella camera ardente allestita nella sede della Legione Carabinieri del Veneto. Intanto a Verona la vita resta appesa a un filo per 3 dei 25 feriti. Tra loro, la più grave è proprio colei che ha innescato la strage con il gas, la sorella Ramponi, Maria Luisa. La donna è intubata in terapia intensiva, mentre i 2 carabinieri più gravi, tra quelli ancora ricoverati, mostrano lievi segni di miglioramento. Per i 3 fratelli Ramponi la procura ipotizza il reato più pesante, quello della strage. Nelle prossime ore l'interrogatorio davanti al GIP per Franco e Dino. Una follia, quella dei 3 che andava avanti da anni. Già in passato avevano minacciato di farsi saltare in aria. Problemi familiari, debiti, disagio. Il comune aveva tentato più volte di aiutarli senza successo. Purtroppo non hanno mai voluto accogliere nessun aiuto. Purtroppo abbiamo sempre trovato una chiusura da parte di queste 3 persone. Loro sono andate avanti ferme nella loro posizione. Una persona, se apre la porta, può far entrare qualcuno, altrimenti non si può. Non si può. Loro questa porta non l'aprivano? Non l'aprivano, non hanno mai aperto, non hanno mai voluto neanche un dialogo, neanche un colloquio, nonostante gli inviti che sono stati fatti. Abbiamo documenti che parlano chiaro di quello che abbiamo tentato di raggiungere, ma purtroppo c'è stata chiusura sempre. Oltre al lutto regionale sarà anche lutto cittadino per 6 giorni a Casteldazzano. Domani sera nelle vie del comune si terrà una fiaccolata per ricordare le vittime della strage, perché il sacrificio di Valerio, Marco e Davide non sia dimenticato, uomini dello Stato caduti mentre facevano il proprio dovere. Nel bresciano il dolore dei familiari di Marco Piffari, una delle vittime, l'avete visto, della strage, era altruista, spesso sacrificava se stesso per gli altri, l'arma era la sua famiglia, le parole del fratello raccolte dai colleghi di Tele Lombardia. Lui aveva un carattere, questo fin da ragazzo, sia con gli animali sia con le persone, lui era un altruista, quindi spesso magari rinunciava anche a cose della sua famiglia o della sua vita privata per dare più spazio al lavoro che comunque gli piaceva tanto. Andrea Piffari nella sua casa del bresciano racconta così del fratello Marco, la sua dedizione verso gli altri, l'amore per la divisa e per il suo lavoro. L'arma, dice Andrea, era la sua famiglia, la sua vita. Era entrato nei carabinieri a 17 anni. Originario di Taranto, si era trasferito in Lombardia con la famiglia. Da oltre una ventina d'anni viveva nel Padovano, a Tre Baseleghe. Per 4 anni era stato maresciallo dei carabinieri a Zero Branco. Attualmente era al comando della squadra operativa a supporto del battaglione mobile di Mestre, un reparto speciale che entra in azione in situazioni ad alto rischio, ma proprio la sua esperienza lo aveva portato ad affrontare la vita in un certo modo. Viveva molto alla giornata, nel senso che credeva in quello che faceva, gli piaceva, lo faceva
proprio con armonia. Separato, non aveva figli ma aveva adottato una bimba a distanza durante una delle sue tante missioni all'estero e proprio nei prossimi giorni sarebbe dovuto partire per il Libano, dove sarebbe rimasto 5-6 mesi. Questo non le avrebbe consentito di partecipare a fine ottobre alla festa per gli 85 anni del padre. Qualche giorno fa, l'ultima chiamata con il fratello Andrea, si erano accordati perché Marco passasse a Brescia per salutare la famiglia prima della partenza. Ero preoccupato, racconta ora Andrea, per questa missione, conoscendo la situazione in Medio Oriente. Chi poteva immaginare che poi sarebbe successo questo? Marco era esperto, molto meticoloso, non si poteva immaginare un epilogo simile. Non riusciamo ad accettarlo, non si è mai preparati. L'ultimo pensiero di Andrea va poi agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine. Spero che non accadano più cose del genere. Questi ragazzi ci mettono l'anima, ma spesso vengono presi di mira. Il problema del rischio è diventato tanto più alto per loro perché lavorano secondo me sempre più al limite per garantire spesso la sicurezza dei delinquenti. E ora le condoglianze della città di Venezia alle famiglie dei militari dell'Arma che hanno perso la vita nell'esplosione di Casteldazzano, nelle parole del sindaco Luigi Brugnaro. Massima solidarietà e le condoglianze a tutta la famiglia, a loro, ai carabinieri, a tutto il corpo delle persone che lavorano per la nostra sicurezza e anche per far rispettare l'ordine in generale, perché sennò lo Stato non sarebbe più uno Stato di diritto, insomma. Nessuno avrebbe mai pensato un gesto così estremo, così folle, insomma, che non ci sono proprio parole. Le mie e le condoglianze di tutta Venezia ai parenti, ai figli, alle famiglie, ma anche a tutta l'Arma dei Carabinieri. Così dunque il sindaco Brugnaro. Andiamo alla cronaca dalla città, adesso da Venezia, parliamo del carcere, dal Partito Democratico. Il segretario Andrea Martella chiede la revoca della rimozione dall'incarico di Enrico Farina, direttore della casa circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore. Chiesta un'interrogazione parlamentare rivolta al titolare del Dicastero della Giustizia. Ci ripensi. Dice Martella, la decisione ha destato sorpresa per le modalità con cui è stata comunicata anche in relazione alla delicatezza del dossier carceri in Italia. Il senatore ricorda inoltre che lo stesso ministro Nordio, lo scorso 15 agosto, durante una visita alla Giudecca, aveva elogiato il modello veneziano per la valorizzazione del lavoro carcerario. Da qui la richiesta, il ministro chiarisca le ragioni della rimozione e valuti se non sia opportuno riconsiderare la decisione. La cronaca ha arrestato un 46enne di Cavarzere per maltrattamenti nei confronti della compagna e possesso illegale di armi da guerra. Sul comodino teneva un'ascia. Vessazioni, maltrattamenti, aggressioni fisiche e minacce da parte del compagno. La chiamata ai carabinieri dalla donna di Cavarzere che denunciava quanto stava subendo. Una volta arrivati nell'abitazione, i militari dell'Arma si sono però trovati davanti a un fatto inquietante. L'uomo violento, un 46enne italiano, compagno e convivente della donna, nascondeva infatti in casa un arsenale di armi, pistole cariche, cartucce, baionette, pugnali, un Kalashnikov e un'ascia tattica militare sul comodino. Tutte armi non dichiarate, alcune anche con la matricola a brasa. Non solo, nell'abitazione sono stati trovati anche 50 grammi di marijuana. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di armi clandestine e munizionamento da guerra, detenzione di armi comuni, parti di esse, munizionamento, ricettazioni, maltrattamenti in famiglia e detenzione di sostanze stupefacenti. Si trova ora al carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di un eventuale processo per accertare la sussistenza dei reati. Sono in corso intanto accertamenti volti a individuare la provenienza delle armi e se le stesse siano state utilizzate in passato per la commissione di altri reati. Un caso più unico che raro, così l'avvocato di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, commenta la decisione di Filippo Turetta di rinunciare all'appello contro l'ergastolo. Si attende l'udienza del 14 novembre per capire ora cosa accadrà. Rinuncia all'appello se ne vedono tutti i giorni, rinuncia a un appello dove si è preso un ergastolo, no, non me ne ricordo io personalmente quantomeno. È un caso credo più unico che raro questo, quindi siamo un attimo in attesa di capire cosa succederà, però nel merito io non mi sento di commentare una scelta
che la legge garantisce. Così l'avvocato di Gino Cecchettin commenta la decisione di Filippo Turetta di rinunciare al processo d'appello nel quale è imputato per l'uccisione di Giulia Cecchettin. Decisione che ha comunicato con una lettera scritta a mano indirizzata alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, di fronte alla quale l'udienza è fissata per il prossimo 14 novembre. La rinuncia avrà l'effetto di far diventare definitiva la sentenza in ogni parte, comprese quelle impugnate dagli avvocati difensori Caruso e Cornaviera, per ottenere la soluzione dell'aggravante della premeditazione e la concessione delle attenuanti generiche. Se l'appello in relazione a questa rinuncia dovesse divenire interamente improcedibile, quindi inammissibile, e quindi si dovesse confermare la sentenza di primo grado, se ne prenderà atto. Certamente, se così fosse, l'accertamento pieno del fatto sì che si concluderebbe con un ergastolo, ma senza il riconoscimento di due circostanze aggravanti che erano, a nostro parere, pacificamente sussistenti, resterebbe come dicevo, accertato non proprio fino in fondo. Il processo potrebbe svolgersi ugualmente, con la Corte chiamata a pronunciarsi unicamente sui motivi d'appello presentati dal sostituto procuratore, secondo il quale Turetta deve essere dichiarato responsabile anche delle due aggravanti escluse dalla Corte d'Assise. La Procura Generale però potrebbe decidere di rinunciare a sua volta ai motivi d'appello. L'ergastolo inflitto a Turetta, infatti, è la pena massima prevista dal Codice Penale. Sono sinceramente pentito, non chiedo nessuna attenuante, ha scritto il 23enne di Torreglia nella lettera, su cui Gino Cecchettin ha dichiarato di essere perplesso, aggiungendo: non so cosa ci sia dietro. Con Gino ci siamo sentiti tante volte, e per me quello che lui dice va benissimo, altro che, ma non aggiungerei nulla, insomma. Mi pare che sia normale pensare, capire, chiedersi cosa stia dietro a una scelta di questo tipo, credo che sia umano, insomma. Però la realtà dei fatti è che la rinuncia di questo appello comporta certamente il fatto che la sentenza di primo grado diventerà esecutiva senza discutere la fase di gravame, diciamo. Il caso di Giulia Schiff, l'ex pilota dell'aeronautica originaria di Mira, dopo l'assoluzione degli 8 commilitoni scatta la controffensiva. Dopo l'assoluzione degli 8 ex allievi piloti dell'aeronautica nel processo che li vedeva imputati con le accuse di violenza privata e lesioni personali nei confronti dell'ex collega originaria di Mira, Giulia Schiff, il suo legale, l'avvocato Massimiliano Strampelli, ha annunciato che ricorrerà con una causa in sede civile per ottenere il risarcimento. Confida che possa essere accertata anche la violenza privata e le lesioni nei confronti della sua cliente. I fatti risalgono al 2018, quando durante il battesimo del volo all'aeroporto militare, sede del 70° stormo di Latina, secondo l'accusa Giulia fu colpita con decine di frustate con dei fuscelli, spinta contro l'ala di un aereo e infine gettata in piscina. Il pubblico ministero aveva chiesto per tutti la condanna a 1 anno di reclusione, ma il giudice ha deciso per l'assoluzione. La parte civile aveva chiesto anche il risarcimento del danno esistente pari a 60.000 euro. Giulia Schiff, mamma da poco, ora vive in Israele con il marito ucraino-israeliano, con cui ha anche combattuto sul fronte ucraino. È confermato lo sciopero al Teatro La Fenice di venerdì con conseguente annullamento della prima. La protesta indetta dalle rappresentanze sindacali contesta, lo sapete, la nomina di Beatrice Venezia, direttrice musicale stabile, ritenuta priva di trasparenza e condivisione. I lavoratori chiedono la revoca dell'incarico. È prevista un'assemblea pubblica nel giorno dello sciopero. Orchestra e coro terranno un concerto gratuito in campo Sant'Angelo. Le repliche successive dello spettacolo rimangono però confermate. Possibili nuove mobilitazioni se la nomina non verrà dunque ritirata. Le sfide future di Venezia, un collettivo di professori, studiosi, ragazzi e cittadini in Ripensare Venezia, volume collettivo che raccoglie 100 idee per migliorare la città metropolitana. L'eco-welfare, che è un tema nuovo che mette insieme ambiente e giustizia sociale, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici. Turismo, l'overtourism di Venezia, con proposte concrete per cercare di affrontare e trasformare la monocultura turistica in turismo sostenibile. E poi la cultura, la legislazione speciale per Venezia, sanità, la sfida ambientale, sicurezza, lavoro e casa. Ripensare Venezia è un percorso collettivo che nasce 2 anni fa e che nel 2024 ha prodotto il
volume Come sta Venezia. A quello nuovo quest'anno hanno partecipato circa 250 cittadini che, partendo proprio dalle esigenze riscontrate grazie al primo lavoro collettivo, hanno dato vita a 100 idee su come ripensare la città. Con l'obiettivo di migliorare la città che viviamo. Certamente non abbiamo intenzione di tenere nel cassetto queste idee e dobbiamo trasformarle in azioni concrete per migliorare Venezia, Mestre e tutto il nostro comune. Ma il progetto continua attraverso un laboratorio civico, Ripensare Venezia Lab, al quale hanno già aderito un centinaio di persone e che sarà un laboratorio itinerante, cioè che toccherà tanti punti della città. Un tema particolarmente sentito e che vede coinvolti anche professori delle università Ca' Foscari è quello dell'overtourism, sollevando l'esigenza di ripensare il turismo a Venezia. Il principio della ridistribuzione di quelli che sono i benefici creati dall'industria turistica e anche la ridistribuzione dei suoi costi, una serie di iniziative che attraverso questa nuova atmosfera di laboratorio civico devono essere necessariamente monitorate e necessariamente sviluppate in continuità nel tempo. Venezia non se la passa tanto bene per varie questioni, overtourism da una parte, degrado urbano in terraferma, serve una scossa. E l'Emporio della Solidarietà di Venezia ripropone il corso di cucina contro lo spreco alimentare. Da un lato i problemi economici di tante famiglie che soffrono situazioni di difficoltà persino nel riuscire a mettere il cibo a tavola. Dall'altro uno spreco alimentare è diventato talmente persistente da avere assunto il carattere di problema strutturale della nostra società. Due questioni che l'Emporio della Solidarietà di Venezia combatte, oltre che con l'assistenza della spesa solidale per chi è in necessità, con un'educazione di lotta allo spreco alimentare ed un corso di cucina con relativo ricettario per un'alimentazione migliore. Si può mangiare bene, sano e senza sprecare del cibo, anche con un reddito piuttosto basso? Allora, l'anno scorso i nostri cuochi sono riusciti a fare un pranzo di Natale con 8 euro a persona, quindi sicuramente sapendo comprare bene e con accortezza qualcosa si può fare. Vero è che il tema dello spreco alimentare è un tema molto importante e lo spreco in Italia rispetto all'anno scorso è aumentato del 45%. Questo non è un buon segnale. Grazie all'aiuto dei suoi 80 volontari, l'Emporio della Solidarietà di Cannareggio ha erogato dal 7 novembre 2019 7.750 spese e attualmente aiuta 170 nuclei familiari in difficoltà. Ma perché l'aiuto sia completo, occorre offrire anche un approccio più consapevole alla spesa prima e alla cucina del cibo poi. Lo spreco è maggiore nelle famiglie di reddito basso piuttosto che in quelle di reddito alto. Questo sembrerebbe in realtà un ossimoro, ma purtroppo è così, perché comunque serve un'educazione allo spreco e non tutti la ricevono. Il corso di cucina e il ricettario vengono riproposti dopo il buon successo dell'anno scorso. Chi ha preparato le ricette? Chi se le ha inventate? Le ricette sono le ricette dell'Associazione Cuochi di Venezia, sono due cuochi, Renato e Roberto, che lavoravano per aiutare i ciechi a cucinare e quindi sono delle persone di una grandissima sensibilità e con grande capacità di inclusione. Il telegiornale termina qui, io vi lascio alle previsioni del tempo, una buona serata, arrivederci.